Cronache Trevigiane, un programma in collaborazione con Un'Industria Treviso, Casatella Trevigiana DOP, provincia di Treviso. Z Group, Communication by Image. E comincia una nuova puntata di Cronache Trevigiane. Siamo a Cornuda, nella tipoteca italiana. Queste immagini stanno parlando da soli, questo è un museo del carattere e della tipografia davvero da non perdere. Quindi un elemento culturale, ma una grande festa quest'oggi, quella dedicata alla nuova DOCG, Asolo DOCG Prosecco Superiore. E siamo con il presidente di provincia di Treviso, Leonardo Muraro, a cominciare questa avventura nell'Asolo DOCG, una DOCG con grandi caratteristiche che fanno del bene poi al territorio. Buongiorno a tutti e ben ritornati a questa trasmissione. Devo dire che questa è una possibilità importante per la Destra Piave. Noi avevamo una grande brand conegliano Valdobbiadene, l'Asolo e il Montello, i suoi vini. Con questo nuovo brand commerciale 13 aziende all'interno del consorzio si mettono insieme e comunicano insieme la bontà dei loro prodotti DOCG con questa notevole potenzialità economica che sono i DOCG. Viva Evviva è questo brand commerciale che darà la possibilità, sono sicuro, di poter esportare più vino ma soprattutto essere conosciuti. Ecco Presidente, una nuova DOCG che si presenta, che vuole comunicare, Latteria di Soligo che si inventa un latte delattosato, quindi una piccola realtà che fa ricerca e innovazione, Azove Carni, unica associazione di produttori di carni in Veneto che apre un nuovo stabilimento a Loria. Insomma c'è fermento, questo fa ben sperare, no? Di fronte a una crisi che comunque continua ad attanagliare i settori. È una crisi che purtroppo continua ad attanagliare i settori. Abbiamo dei spiragli, delle alternanze, un 6% in più di esportazioni, poi c'erano dei rallentamenti, ma però guardiamo il bicchiere mezzo pieno, mai il bicchiere mezzo vuoto. Questo significa che bisogna avere fiducia e la fiducia poi di un territorio che lavora e che ha nuove proposte, che lavora in ricerca, che lavora in nuove prospettive come il Viva Evviva o come appunto il consorziarsi per i prodotti della carne, stare insieme, promuovere, aprire nuovi stabilimenti, significa che c'è la volontà di crescere, significa che si crede nel territorio e il lavoro di questi operatori, di queste aziende sicuramente saprà e sarà l'arma vincente per continuare a fare economia in questa nostra realtà territoriale. Io ringrazio per questo intervento Leonardo Muraro e prendiamo il suo spunto, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Vi ricordate Lauciani, il sommelier di TC5, di gusto di TG5? Tra poco ci spiegherà lui cosa ne pensa di questa nuova DOCG, Asolo Prosecco Superiore. A tra poco. Sta per chiudersi il rinomato circuito enoturistico Primavera del Prosecco, che quest'anno è diventata DOCG in onore del suo prodotto di punta, il conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore. Il percorso lungo le colline dell'Alta Marca trevigiana, che ha attraversato 17 mostre dei vini, si concluderà il prossimo 25 giugno presso la Scuola Enologica di Conegliano, con la premiazione del Gran Premio Primavera del Prosecco DOCG che decreterà i vini campione 2010. Oggi la scommessa ormai ci credono tutti, è quello che il conegliano Valdobbiadene, il Prosecco Superiore, la gente capisca dove nasce, venga sul territorio, lo veda, lo viva e poi lo sappia così ben apprezzare, capisca la qualità diversa, che poi vuol dire anche prezzo diverso. Un percorso che ha dato anche quest'anno buoni frutti grazie al lavoro instancabile di centinaia di volontari. Va sicuramente ringraziato ogni giorno il lavoro del volontariato e delle Proloco che hanno saputo tenere duro il loro impegno in queste mostre, le hanno sapute qualificare. Adesso offrono accoglienza, ci sono anche i nostri corner che stanno a indicare l'accoglienza, la collaborazione con la Mostra del Cinema, la collaborazione col territorio. Queste Proloco sanno comunicare finalmente in maniera significativa il territorio. E il 3 e 4 luglio prossimi la Primavera del Prosecco DOCG scenderà lungo il litorale, portando la fresca briosità del Prosecco Superiore in piazza Casabianca a Jesolo, un modo per incontrare il gusto dei numerosi turisti presenti. I numeri parlano chiaro, noi quest'anno siamo arrivati a 17 mostre, il prossimo anno saremo sicuramente 18 e poi non sappiamo se già si sta programmando per il 2011. E poi è una continua sempre crescita di visitatori, ma non di visitatori nel senso che possono venire dalla zona per
degustare in ogni caso il prodotto, per bere un bicchiere di vino assieme, ma soprattutto visitatori, turisti che vengono da tutto il territorio, dall'Italia e dall'estero. Grande inaugurazione per la nuova scuola primaria di Fanzolo di Vedelago, una scuola speciale, un edificio bio ed ecosostenibile che garantisce un considerevole risparmio energetico. Il Comune di Vedelago ha dimostrato come un'amministrazione sana e responsabile possa realizzare opere importanti ed innovative, nonostante il taglio dei fondi agli enti locali. Ai nostri microfoni il sindaco Paolo Quagiotto. Questa è la seconda scuola che noi inauguriamo qui a Vedelago. La prima è stata la scuola dell'infanzia di Fossalunga, che l'abbiamo inaugurata nel marzo di quest'anno. Questo investimento l'abbiamo fatto con la consapevolezza che in un momento di difficoltà di risorse di bilancio l'amministrazione comunale non sarebbe stata in grado di rispettare quei vincoli formali che dettano le regole per la compilazione del bilancio comunale, ma nonostante questo noi in sinergia con gli uffici comunali ci siamo impegnati, abbiamo trovato la soluzione. E ora una riflessione dell'onorevole Fabio Gava su alcuni aspetti della manovra economica varata dal governo e sui suoi effetti sugli enti locali. Occorre ammettere che finora la spesa pubblica si è ridotta a livello periferico, come dimostrano molti studi, ma non si è ridotta a livello centrale. Credo che un paese come il nostro non può permettersi di consumare metà o in alcuni casi anche più di metà delle proprie risorse per pagare il debito pubblico, per l'attività pubblica nel suo complesso. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Carmela Palumbo sottolinea l'importanza di questa giornata per il mondo della scuola. È un momento scolastico importante perché quando si investe per i nostri ragazzi si investe sul futuro, è un investimento a lungo termine, ma questa comunità ne avrà sicuramente un grande beneficio. Non è voluto mancare all'evento il governatore del Veneto Luca Zaia, che si complimenta con l'amministrazione comunale di Vedelago per la realizzazione dell'opera. Un plauso al sindaco Quagiotto, a tutta la sua amministrazione e a tutti i cittadini del comune di Vedelago anche per aver avuto la lungimiranza e, lasciatemi aggiungere, anche il coraggio di investire su opere come queste. Dicevamo oggi che quando si apre una scuola si chiude un carcere, direi che questa filosofia deve essere la filosofia portante di questi interventi.